Buongiorno a tutti, benvenuti al secondo giorno di festival, la prima mattina sotto questo magnifico pergolato. Solo per dire due parole, fare gli onori di casa, anche se non sono realmente di casa, e ricordarvi gli appuntamenti prossimi. Intanto è uno degli ospiti e dei ritorni più attesi e più graditi qui a Seneghe, quindi direi di accogliere Paolo Nori. Un applauso. E abbiamo la fortuna di avere in doppia veste, quindi non si esaurisce qui l'incontro con Paolo, ma replicherà stasera con la lettura di un suo testo, La Svizzera, in Piazza dei Balli, mentre invece stamattina ci presenta questo libro che è appena uscito in maggio, questione di mesi, che è il repertorio dei matti della città di Cagliari. E invece subito dopo, sempre qui oggi a Prenza di Murone, per diciamo, la linea La poesia sarda incontra il mondo, avremo Giovanni Piga che dialoga con Tore Cubetto. E poi ci ritroviamo invece oggi pomeriggio alle 5 in Piazza Arru, a Puzzo Arru, scusate, che è dietro, per chi non è di Seneghe, è dietro Piazza dei Balli, perché lì incontreremo la poetessa Francesca Matteoni, che dialogherà con Azzurra D'Agostino. E poi invece appunto alle 18:30 ci sarà questa lezione di storia in Piazza dei Balli sulla prima guerra mondiale, e poi alle 21 appunto di nuovo Paolo che ci farà una delle sue famosissime e bellissime letture, e poi concerto con i Baracca Epos di Pino Martini e di Umberto Fiori, e poi a mezzanotte per tirare tardi come sempre. Lascio la parola a Paolo Nori. Buongiorno. Io quando vengo mi sono ricordato, no, mi è venuto in mente vedere questo paese che cambia un po' faccia per la letteratura, in un certo senso. E a me mi viene in mente quella cosa c'è una cosa che ha scritto una volta Zavattini in una lettera: io sono pessimista ma me ne dimentico sempre. A me mi viene un po' quel sentimento lì a vedere. E dunque, questo libro qua, questa è una cosa che è successa un paio d'anni fa. Io quando faccio dei seminari di scrittura, uno dei testi, ne ho fatti anche qua a Seneghe, uno dei testi che uso è un libro molto bello di Roberto Araimo che si intitola Repertorio dei pazzi della città di Palermo, che è uscito una quindicina d'anni fa, ed è proprio un elenco di piccoli casi. Per esempio, uno era il professore Ascoli, medico di fama. Quando si trovava ad affrontare un caso clinico particolarmente delicato, gli capitava di sospendere la visita, lasciare il paziente in mutande nel suo studio e andare a fare una passeggiata in bicicletta per riuscire a riflettere meglio. Poi tornava e non sbagliava mai una diagnosi. Oppure uno abitava a San Giuseppe Iato e andava ogni giorno a Partinico per cantare Stasera mi butto alle liceali che uscivano da scuola. Oppure uno era l'attore Carlo Cecchi. Quando la prova generale di Amleto al Teatro Garibaldi andò secondo lui male, si rifiutò di riconoscere le facce degli amici che andavano a fargli i complimenti in camerino. Lei chi è? Io non la conosco. Oppure uno si chiamava Ettore e stava ore e ore in gabinetto, fino a quando la madre non gli urlava: Ettore, scippati di docu. Poi diventò grande, sua madre si stancò di gridare da dietro la porta. Ettore però non sapeva mai calcolare il tempo giusto per stare in gabinetto, quindi dopo un poco si faceva prendere dall'ansia ed era lui a chiedere da dentro: mamma, mi scippo sì o no? È un libro tutto fatto così, di storie, no? di questo tipo. E una volta io ho fatto un seminario a Genova, e i genovesi a me mi sembra della gente molto strana, sembrano tutti allora un po' squinternati,
c'è uno scrittore che è nato a Padova ma che ha vissuto a Genova, che vive ancora a Genova, si chiama adesso non mi ricordo adesso mi viene in mente che ha scritto un libro a Matteo Gagliazzo, e ha scritto qualche libro per Einaudi quando ho cominciato a scrivere io alla fine degli anni 90, e uno di questi libri qua aveva un titolo che si titolava Il rutto della pianta carnivora, è un titolo che a Einaudi non è piaciuto, allora gli hanno cambiato, si è intitolato Il mondo è parcheggiato in discesa, e in questo libro qua si raccontava una cosa che Matteo Gagliazzo mi ha detto che era successa veramente, cioè che quando ha aperto il primo McDonald's a Genova, quelli che lavoravano al McDonald's hanno avuto la direttiva, l'ordine, insomma, di sorridere ai clienti, solo che questa cosa a Genova non la prendeva mica, cioè entravano, vedevano questo e pensavano, cos'ha adesso, prende per il culo? Allora non ci andava proprio. Allora dalla sede centrale del McDonald's è arrivata come si può dire? L'esenzione, non so come, la dispensa, com'è? No, e il McDonald's di Genova era l'unico McDonald's al mondo dove se tu entravi non ti sorridevi. Allora questa cosa mi ha confortato un po' nella mia impressione che i genovesi fossero tutti un po' squinternati. Allora ho detto a quei ragazzi lì che facevano il seminario, che stavano facendo, perché non fate il repertorio dei matti a Città di Genova, che verrebbe un libro così bello. Però loro poi non l'hanno mica fatto. Allora sono poi tornato a Bologna, io abito a Bologna ormai dal 99, quindi sono 17 anni, però sono di Parma e è c'è una bella differenza anche se da lontano. Allora a guardare i bolognesi mi sono sembrati un po', a me mi sembrano squinternati anche i bolognesi, allora ho pensato, ma perché non facciamo il repertorio di matti a Città di Bologna? Poi sono andato, io da qualche anno lavoro insieme a un editore di Milano che si chiama Marcos y Marcos, e dovevo andare da loro, e nel tragitto dalla stazione centrale alla sede che aveva allora Marcos y Marcos in metropolitana, ho pensato, ma guarda questi milanesi che non facciamo il repertorio di matti a Città di Milano? Allora ne ho parlato con Claudia Tarolo della Marcos y Marcos, e lei mi ha detto proviamo, e abbiamo provato a organizzare questi seminari. Abbiamo cominciato con Bologna, poi abbiamo fatto Milano, poi abbiamo fatto Roma, poi Torino, poi Cagliari, Parma, adesso stanno per uscire Andria e Livorno, e poi faremo Genova e faremo probabilmente Reggio Emilia, faremo Lucera, insomma ce ne sono una serie. Faremo il repertorio dei matti del Canton Ticino, se riusciamo, che è un libro che si presenta molto bene. Allora, il libro di Alaivo è un libro molto bello, secondo me, e quando abbiamo cominciato io mi chiedevo, ma riusciremo a fare una cosa così? Allora vi leggo il primo che è saltato fuori, del repertorio di matti a Città di Bologna, che fa così. Uno era il migliore amico di Michael Jackson. Lo aveva conosciuto quando Michael Jackson aveva dovuto rifare il bagno nella sua casa di Parigi, e si era rivolto alla Manutencoop. La Manutencoop aveva mandato lui, che era il fontaniere di fiducia, e così lui era partito per Parigi con i suoi attrezzi da fontaniere, un sacchetto di tortellini. La casa di Michael Jackson era piena di cose meravigliose che Michael Jackson gli aveva fatto vedere. Poi Michael Jackson gli aveva chiesto di trasformare il gabinetto in modo che venisse su dal pavimento premendo un tasto solo nel momento del bisogno, poi finito il bisogno, premendo un altro tasto, tornasse giù e sparisse sotto le piastrelle. A un certo punto si era fatta l'ora di mangiare, lui aveva tirato fuori i suoi tortellini da cuocere. Michael Jackson aveva il suo mangiare speciale, ma quando aveva visto i tortellini gli aveva chiesto di far cambio e gli erano piaciuti da matti. A quel punto era nata l'amicizia, e così, entrati in confidenza, aveva cominciato a chiacchierare. Poi lui si era messo a cantare e suonare così, tanto per passare il tempo. E Michael Jackson era rimasto così colpito che gli aveva chiesto per favore di insegnargli a cantare e a suonare, perché aveva detto era molto meno bravo di lui. Quando è uscito questo ho pensato, siamo a posto, cioè, riusciamo a farlo. E una delle cose alla quale non avevo pensato, qui non solo questo è un matto di Bologna, ma c'è anche la lingua di Bologna, cioè qui si dice fontaniere, e fontaniere è il modo in cui a Bologna si chiama l'idraulico, no? E questi matti, è una cosa strana,
anche questa è una cosa alla quale io non avevo mai pensato, anche se era prevedibile. Cioè, i matti di Bologna e quelli di Milano sono completamente, cioè essere matto a Bologna è un mestiere diverso. Il posto caratteristico dei matti di Bologna è il bar. Cioè i bolognesi, quelli un po' squinternati, mi ci metto anch'io. E io ci sono nei matti di Bologna e quando mi ci ha messo sono stato contento. Ecco, è il bar. Cioè, è come se i bolognesi facessero spettacolo della propria stravaganza. Il posto caratteristico dei matti di Milano invece è la metropolitana, che è anche quello lì un luogo pubblico, ma un luogo molto più, come dire, solitario, no? Si è insieme, ma ciascuno è per conto suo. E a Milano c'è per esempio, i litigi condominiali sono molto più frequenti di quelli di Bologna. È ancora diverso ancora quello di Torino. E sono tutti diversi l'uno dall'altro. Per esempio a Milano, uno di Milano è questo qua. Uno era un ragioniere in pensione che aveva deciso di ammazzare il cane perché non abbaiava più al postino. Un altro è qua. Uno sulla circolare destra aveva detto una volta, rivolto ai passeggeri stranieri: ma tornatevene in Burundi, cosa credete che sono come voi? Io qui ci sono nato nella Grande Mela. Oppure uno di Torino, io li leggerei tutti perché uno di Torino dice uno telefonava ai vicini per dire che dalla sua finestra vedeva un quadro storto e per favore di drizzarlo, se no non riusciva a dormire. E tra noi questi seminari abbiamo un numero massimo di 20 persone, no? E a Bologna le 20 persone sono finite, e però c'è scritto un 21esimo che è un signore che si chiama Angelo Fioritti, che era il direttore del servizio di diagnosi e cura di Bologna. Allora l'abbiamo preso anche lui, e lui ha detto che per lui questa cosa era molto interessante, perché non solo lui aveva delle storie da raccontare, che poi non erano le storie dei suoi pazienti, erano le storie per esempio, adesso dico una cosa privata però, per esempio questa qua. Uno aveva fatto un incidente stradale mentre svoltava a sinistra, via Matteotti in via Tiarini. Motorino era andato a sbattergli sulla fiancata e gli avevano dato un concorso di colpa. L'assicurazione lo ha retrocesso dalla classe 1 alla classe 5. Lui c'era rimasto così male che per qualche settimana non era uscito con l'automobile. Poi si era detto che non poteva farne a meno, ma che non avrebbe mai più svoltato a sinistra. Ogni volta che doveva andare in un posto studiava meticolosamente l'itinerario in modo che potesse raggiungere la meta solo svoltando a destra. In breve tempo capì che poteva arrivare dovunque, al prezzo di dover fare lunghi giri, a volte partendo in direzione opposta alla meta, per poi aggiustarla a destra, poi ancora a destra, ma poi alla fine ci arrivava lo stesso. Dopo settimane di studio giunse alla conclusione che ogni punto di Bologna era raggiungibile da destra, tranne Piazza Ruso. Quando ho letto questo, Angelo c'era: questo è mio suocero. C'è anche sua suocera, insomma c'era una serie di e questa cosa qua, cioè il fatto, la definizione di matti, noi abbiamo preso in epigrafe a tutti questi libretti. C'è una frase di Giorgio Manganelli che in un saggio dove lui racconta perché ha cominciato a scrivere, e dice che ha cominciato a scrivere perché non era capace di allacciarsi le scarpe, che è un motivo bellissimo secondo me per cominciare a scrivere. Lui dice tra le altre cose: il matto viene prima dello scrittore, dell'astrologo e dell'alchimista. In qualche modo è la figura archetipo, l'esempio che costoro imitano. È ovvio che non si valuta un matto, non si dice costui è un matto bravo, non ci sono matti migliori di altri. Un matto è un capolavoro inutile e non c'è altro da aggiungere. Ecco, questa idea del matto come capolavoro inutile è un po' quella che, cioè non è un libro fatto dai sani che raccontano i matti, no? È un libro di piccoli capolavori, cioè di gente che fa delle cose, come succede, ripeto, io ci sono sia in quello di Bologna che in quello di Torino che in quello di Parma, e sono contento di esserci, cioè perché mi sembra il mio posto. Quando è uscito il libro di Bologna, Angelo Fioritti ha organizzato una presentazione insieme ai suoi pazienti.
no? Cioè a quelli che veramente sono stati in cura. E io ero un po' preoccupato quando abbiamo fatto, perché e invece la presentazione è andata bene, e c'è stata, eravamo lì in 4, eravamo io, Angelo e 2 ex pazienti e una signora che ha avuto dei problemi, ci ha fatto una domanda, a un certo punto ha detto: ma perché non avete fatto il repertorio dei normali della città di Bologna? E ha detto: io ne ho scritto uno, posso leggerlo? Prego. E lei c'era uno che si svegliava la mattina, faceva la doccia, si vestiva, faceva colazione con dei biscotti al cioccolato, poi era noiosissimo. Si è risposta da solo, non lo facciamo perché non avrebbe nessun senso. E una cosa che ci ha detto Angelo alla fine è il fatto che secondo lui noi abbiamo un po' con questi libri, con quel libro lì di Bologna in particolare, ma poi anche con gli altri, cancellato il confine tra, no, la sanità e la Mattisi, non so come dire. E a me questa cosa è tornata in mente quando abbiamo fatto il repertorio di Matti della città di Roma. Un ragazzo ha scritto questo qua, uno si chiamava Nino B e stava nel padiglione 16, e quando gli dissero che volevano chiudere il Santa Maria della Pietà, l'ospedale psichiatrico di Roma, prese il direttore sanitario Tommaso L e gli disse: non puoi sapere quanto sia difficile per noi entrare fuori. Io lo trovo bellissimo questa idea di, no? Entrare dove si ribalta, ecco. Allora, ma veniamo l'anno scorso abbiamo fatto, grazie all'aiuto di Sardegna Post, abbiamo fatto a Cagliari questo seminario che poi ha dato origine a questo libretto del repertorio di Matti della città di Cagliari. Adesso ve ne leggo un po'. E c'è una delegazione che è venuta da Cagliari di autori del repertorio. Uno era il marito della figlia, della sorella, della moglie del cugino di Virgilio Savona, quello del quartetto Cetra, lo diceva a tutti. Uno era il presidente della regione, appena eletto, parlando delle 4 province della Sardegna, aveva detto: le nostre 11 amministrazioni provinciali, aveva copiato così com'era il discorso di insediamento del presidente della regione Lombardia. Uno partecipava a tutti i funerali, in cimitero si avvicinava alla vedova o al vedovo, la abbracciava e diceva: non ci sono parole, non ci sono parole, non ci sono parole. Poi si avvicinava al figlio o alla figlia del morto, lo abbracciava e gli diceva: non ci sono parole, non ci sono parole, non ci sono parole. Poi si avvicinava alla sorella o al fratello del morto, lo abbracciava e gli diceva: non ci sono parole, non ci sono parole, non ci sono parole. Uno era un uomo che per tutta la vita aveva fatto l'autista dell'Arst. Quando mangiava era solito guardare il TG Regione e tutti i giorni c'era un momento in cui lui fermava il chiacchiericcio dei familiari a tavola e, poggiando con decisione le mani sul tavolo, silenzio, diceva. Poi si alzava per sentire meglio. Tutti stavano zitti e lui diceva: questa la conosco, l'ho accompagnata a scuola per 5 anni. Oppure: questa lavora all'ospedale di Nuoro, prendeva il pullman alle 5:15, sempre in ritardo. Ancora: il figlio di questa rubava rame dai cantieri. Me l'ha raccontato una volta in confidenza, ma non ditene a nessuno. Tutti i giorni, mentre guardava il TG3, riconosceva qualcuno, tutti i giorni, a volte anche più di uno. Era convinto di aver accompagnato mezza Sardegna. Uno era un pensionato e tutti i giorni andava in bicicletta a coltivare il suo orto, oltre l'asse mediano. Una volta era caduto dalla bicicletta senza gravi danni, ma si era convinto di non essere più in grado di andarci in bicicletta. Per non far preoccupare la moglie aveva comunque continuato ad andare al suo orto tutti i giorni in bicicletta. Se incrociava qualcuno per strada gli dava: attenzioni, bogai sindi, non sei buono. Scusatemi per il mio sardo. C'era una bambina di 7-8 anni che quando si arrabbiava se ne andava di casa urlando: mi sono seccato, vado a fare un giro. Una volta in strada andava verso destra, camminava sino alla prima traversa, svoltava a sinistra, poi ancora a sinistra, poi ancora a sinistra e di nuovo a sinistra sino a tornare a casa. Aveva fatto un giro. Uno era un telecronista che una volta nel 61 aveva commentato in diretta il primo volo di Yuri Gagarin intorno alla Terra e da allora non partiva astronave o sonda spaziale di cui lui non parlasse. Era stato mandato anche in America a vedere come erano fatti gli astronauti. Il suo momento più glorioso lo ha vissuto il 21 luglio 1969
annunciando lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Aveva atteso tanto quel momento, aveva tanta voglia di dire ha toccato il suolo lunare, che l'aveva gridato con qualche minuto d'anticipo e aveva per questo discusso in diretta con un collega. Una volta, presentandolo in televisione, Sandro Ciotti aveva detto: per avere successo basta dire le cose come stanno. Uno era il nipote di un telecronista famoso per aver detto ho toccato il suolo lunare in televisione. Il nipote si vantava, diceva che sua mamma, che era la sorella del telecronista famoso, a sua mamma prima di sposarsi le faceva la corte Berlusconi. Se gli avesse detto di sì, diceva a quest'ora sarei a Canale 5, invece mi ha rovinato. C'erano due, marito e moglie, non avevano figli e non avevano amici. Passavano la settimana a lavorare, ma la domenica mattina indossavano il vestito bello, mettevano musica degli anni 40 sul giradischi e ballavano insieme nel salotto di casa. Uno passava le mattine passeggiando nel parcheggio della stazione. Quando si annoiava si avvicinava a una macchina in uscita e chiedeva al conducente mi porti a Oristano? E quello rispondeva per esempio ma sto andando a Calasetta. Allora portami a Calasetta, diceva. Uno aveva 15 anni quando era riuscito a rubare l'autobus numero 5 al capolinea in Piazza d'Armi. Aveva chiuso gli sportelli ed era andato avanti per 5 fermate prima che lo bloccassero. Uno girava per i Mirionis e i gruppi di ragazzini lo temevano. Si dicevano tra loro: se lo chiami pizzaiola si incazza, e Marrano a chiamarlo pizzaiola. E allora di tanto in tanto decidevano di sfidare il destino e armandosi di coraggio qualcuno lo vedeva in lontananza e gli gridava oh pizzaiola! E gridare e cominciare a correre erano tutt'uno, perché Pizzaiola tirava fuori il coltello e si dava all'inseguimento dei ragazzini biascicando parole di vendetta. Uno era contento quando Granella, quello del negozio di scarpe, gli aveva proposto di andare con lui ad Assemini a vedere l'allenamento del Cagliari. Non era mai stato l'allenamento del Cagliari e Granella aveva pure una bella macchina. Si era preoccupato un po' quando, dopo il semaforo di Elmas, aveva visto un carabiniere che con la paletta faceva cenno di accostare. Granella diceva: questi che cazzo vogliono? Si era quasi spaventato quando l'altro carabiniere, quello senza paletta, si era avvicinato alla sua portiera e gli aveva chiesto di scendere dalla macchina. Si era stupito quando, in piedi di fianco a Granella, il carabiniere senza paletta gli aveva chiesto i documenti. Non ne ho documenti, aveva risposto. Aveva guardato Granella come per dirgli adesso. Si era incazzato quando aveva sentito Granella dire ai carabinieri: abbiate pazienza, è un ragazzo ritardato. Aveva reagito prontamente: ritardau sei tu, pezzo e merda. Era deluso quando dopo un'ora di discussioni erano rientrati in silenzio senza aver visto l'allenamento del calcio. Uno era emigrato per qualche mese in Germania negli anni 60. In quell'esperienza raccontava solo che era stato a Berlino e aveva saltato il muro, passando dalla parte orientale, perché lui voleva essere in un regime socialista. Era stato arrestato, dopo pochi giorni espulso, raccontava. Aveva ragione loro, diceva. Come facevano a sapere che non ero una spia? Uno entrava in un negozio e chiedeva alla commessa: ma tu in che negozio lavori? Uno viveva nella casa dello studente di via Montesanto e si metteva sempre i calzini di diverso colore. Quando una ragazza gli aveva chiesto il perché, lui aveva risposto dicendo che li abbinava in base allo spessore, non in base al colore, capisci? Aveva detto: io abbino i calzini in base allo spessore. Uno diceva di aver recitato come protagonista nel film La Passione di Cristo di Mel Gibson. A un'assemblea studentesca alla facoltà di lettere, uno si era alzato e aveva fatto vedere a tutti un bullone di metallo. Basta, aveva urlato, io voto la mozione Tondino Zincato numero 24. C'era stato un applauso generale e fischi. No, è un segreto. Non lo sa nessuno. Cioè, lo so solo io. No, è meglio quelli di casa. Uno era quello che aveva più di 50 anni, ma diceva di avere la pelle di un bambino di 6, diceva di essere ingiovanito per via del fatto che era figlio di una che era stata ricoverata alla casa di cura Lai Policlinico, dove accade il miracolo a Ferro Giovanna, tecnica aliena nel 2010. Aveva la capacità di riconoscere le presenze di extraterrestri rettiliani sulla Terra. Queste potevano essere il riflesso del suo occhio inquadrato alla telecamera, sembrava quello di un rettile, nuvole a forma di navicella spaziale, contenziosi tra lui e i parenti per un terreno agricolo dopo la morte della madre Ferro Giovanna, tecnica aliena.
Aveva un canale YouTube da cui trasmetteva i suoi proclami. Vestito di blu interpretava Roby il comico, di verde denunciava il rapporto tra extraterrestri e basi NATO, di bianco parlava di Ferro Giovanna tecnica aliena. In quanto homosexual inviò l'immagine del suo sfintere anale al ministro Giovanardi specificando che si trattava della sua vagina. Aveva una solida teoria che spiegava come creare dei testosterone biologico in casa, mangiare più roba, cibo, con olio extravergine d'oliva d'Ante oppure valsoia, applicare un piccolo cerotto dove abbiamo il pene, al centro del pene, il cerotto con 4 gocce di olio extravergine d'oliva, o se no olio di semi di girasole, o se no olio di mais, o se no valsoia. L'olio viene riassorbito dai testicoli, quindi i testicoli riproducono il testosterone. Dobbiamo rinforzare completamente il nostro organo sessuale. L'organo sessuale ha bisogno di questo olio per poter raddrizzare, per poter diventare duro, forte, per poter essere alla pari di un eterosessuale, completamente rinforzare l'ormone. Con l'omosessuale si produce solo il cromosoma Y, i passivi cromosoma Y, gli attivi cromosoma Y sia X. Quando io parlo per i passivi gay passivi, utilizzate molto olio extravergine d'oliva, mangiarlo nella roba da mangiare, pasta asciutta, cibo, qualsiasi tipo di cosa, insalata, perché l'olio rinforza l'organo sessuale. Tutta la maggior parte di ormoni sono composti di olio, pastiglie di olio. Noi dobbiamo utilizzare l'olio nella forma del cerotto applicato al centro del pene, sopra, in modo che i testicoli riassorbano questo olio, e l'olio fa bene all'organo sessuale, quindi rinforza i testicoli, quindi la produzione eccessiva di spermatozoi. E poi potrebbe garantire anche dei rapporti sessuali tra gay passivi e gay passivi che diventano attivi. L'olio extravergine d'Ante lo trovate nei centri commerciali come Auchan, o se no nelle botteghe, o se no dappertutto in qualunque market. Valsoia, che è un ottimo olio, che è un olio di soia, anche quello produce testosterone, però l'olio d'oliva ne produce molto di più. Mangiare olive snocciolate producono testosterone. Forse ce la facciamo a diventare attivi, date retta al mio consiglio. Uno faceva l'ambulante, si chiamava Tonio e aveva un carretto di frutta e verdura. Stava davanti al Palazzo di Giustizia e quando non c'erano clienti a servire si metteva a palleggiare con un pallone di calcio. Era capace di palleggiare per delle mezz'ore senza far toccare terra il pallone, destro, sinistro, destro, piede, coscia, testa, nuca, piede. Diceva che aveva stabilito un record di palleggi sulle scalinate del bastione di Saint-Rémy, che avesse fatto la scalinata 11 volte di fila, da Piazza Costituzione alla terrazza del bastione e viceversa, palleggiando senza mai fermarsi, 170 gradini 11 volte di fila, destro, sinistro, quasi 1900 palleggi. Una volta si era arrampicato alla grata da una finestra davanti alla sede del Cagliari in Viale La Playa, tenuto all'inferriata, sospeso a 1 metro al marciapiede, coi piedi sul cornicione, si era messo a palleggiare, destro, sinistro. Se Zeman mi fa giocare vinciamo il campionato, ha detto Toni. Poi comunque quell'anno lì Zeman era stato esonerato e il Cagliari era retrocesso in Serie B. Uno era il cantante dei Rata Pignata, cantava il rocksteady in sardo campidanese. Diceva che grazie a un'intesa col comune avrebbe sradicato da Cagliari tutte le palme per piantare ettari di mele cotogne. Una era andata a fare le selezioni per il Grande Fratello, non l'avevano presa e poi dopo qualche mese l'avevano arrestata perché aveva il cofano pieno di asparagi. Uno era Raffaele, che negli anni 90 d'estate batteva a piedi tutto il Poetto, dalla prima fermata all'ospedale Marino e ritorno. 60 anni portati male, o 70 così. Piccolo di statura, la pelata nascosta da un cappellino da pescatore, canottiera bianca e bermuda ascellari, con una busta in plastica blu dove teneva la camicia, le scarpe o le ciabatte. Su e giù per il Poetto a gridare di calcio. Quando c'è vento, la palla a terra, consigliava tra gli ombrelloni a chi si spalmava la crema solare. Dalla di prima, urlava allungando le ultime parole di ogni frase. Se trovava dei ragazzini che giocavano a calcio, però, allora quel suo farneticare aveva una certa aderenza alla realtà. Tira! Suggeriva quando per primo vedeva uno spiraglio per l'attaccante. Poi prendeva a dare in gara il pubblico, la signora puttana del calcio italiano, la Juventus, e se ne andava. Una volta al D'Aquila, primo degli stabilimenti balneari sul lungo litorale, c'era una squadra di ragazzini che faceva un torneo di calcio sulla sabbia, un po' l'avevano adottato, e Raffaele faceva in modo di non mancare mai alle partite. Poi il torneo lo avevano vinto i ragazzini e l'avevano invitato al bar a festeggiare con loro. Raffaele, cosa ti bevi? Un succo di frutta. Che gusto? I Cnusa. Uno era fissato col calcio e la televisione, in particolare con Luciano Rispoli. Fermava tutti quelli che incontrava nel vicinato e ripeteva a macchinetta tutte le formazioni di tutte le squadre degli anni 80 e 90, dal Milan al Verona, dalla Nigeria alla Croazia. Poi
dopo un po' aveva deciso di variare il suo repertorio, passando dallo sport allo spettacolo. Fermava tutti e lo chiedeva: lo conosci Luciano Rispoli? E senza aspettare risposta si allontanava e urlava: bella gioia, ciao, bella gioia. Ma forse lo confondeva con Bruno Pozzetto. Uno vendeva le sue poesie, andava in giro domandando: leggete l'italiano o siete un'azienda autosufficiente? C'erano alcuni che continuavano a credere alla cultura. Uno voleva trasformare la Sardegna in uno stato indipendente. Per iniziare aveva pensato di occupare un'isola piccolissima nella costa occidentale. Ci è andato con una barchetta, ci ha piantato sopra una bandierina e ha fondato la Repubblica Indipendente de Maluentu. Lui era presidente della Repubblica. C'era uno che aveva sparato contro un bancomat, diceva che si rifiutava di dargli i soldi. Uno aveva rubato il furgone del Cagliari Calcio e durante la sua disperata fuga era rimasto coinvolto in un brutto incidente in cui era rimasto gravemente ferito. All'arrivo del 118, in preda a dolori lancinanti, aveva domandato se poteva portare sull'ambulanza un televisore da 32 pollici e 2 borsoni pieni di trapani, seghetti, navigatrici, diversi cellulari e lettori DVD. Quando era arrivato al pronto soccorso aveva trovato i carabinieri ad aspettare. Uno era Luigi e per lui era sempre domenica. Con la solita canotta bianca e le braccia dietro la schiena, girava attorno all'edicola come un falchetto che punta alla preda, si avvicinava all'edicola e timidamente chiedeva: giornalettuso de signorina sa soprattasa? Giornaletti di signorine spogliate? Ogni giorno la stessa domanda. Alla risposta negativa dell'edicolante rispondeva: no, a lunedì, sì, no, a lunedì. E il giorno dopo era di nuovo lì. Uno era quello che pisciava nella lettiera del gatto per dimostrargli che lui era il capobranco. Questo mi piace molto. Allora, prima di fare l'ultimo, no? A me questi libri sono tutti diversi, come ho detto, uno dall'altro, no? E hanno anche una, come dire, perché montare questi libri è un lavoro molto interessante, ognuno prende poi una forma, c'è il disegno, e a me piace molto il finale dei Matti di Cagliari, che adesso vi leggo, dura una decina di minuti. Prima però volevo leggere quelli che hanno scritto, no? Presentare questi libri è una cosa che mi piace, perché io non ho scritto una parola, cioè sono tutte cose che hanno fatto gli altri, e gli autori del repertorio dei Matti della città di Cagliari sono Vanessa Arov-Podda, Bachisio Baachis, Umberto Bocchetta, Antonio Boggio, Carola Farci, Roberta Mela, Francesca Mulas, Nicola Muscas, Daniele Ortu, Giorgia Pittau, Chiara Saiu, Mauro Tetti e Gianni Zanata. Alcuni di questi li conoscete, sono stati anche a Seneghi, e ci sono ancora e ci verranno ancora. E ecco il finale. Uno era molto amico di Silvio Berlusconi, ma da giovane era comunista e aveva vissuto ad Amsterdam. Diceva che lui e David Bowie un tempo erano molto amici, che quando viveva ad Amsterdam David aveva dormito a casa sua un sacco di volte. Poi avevano litigato perché Bowie gli aveva rubato le canzoni. Invece con Berlusconi erano rimasti ottimi rapporti. Uno diceva che il bidet era un portale dimensionale, che seduto sul bidet riusciva a raggiungere il paese delle meraviglie, per questo motivo passava le sue giornate chiuso in bagno. Poi un giorno, tornato dal paese delle meraviglie, dichiarò che non si sarebbe mai più fatto un bidet e non lo fece per anni. Aveva scoperto che sul bidet si poteva restare incinta. Ecco qua. Allora, 2 erano fratelli e abitavano a Doglianova. Durante la finale di Champions League tra Juventus e Barcellona avevano sfondato a calci la porta di casa della vicina, una donna di 73 anni, perché pensavano fosse responsabile delle continue interruzioni di elettricità che impedivano loro di vedere la partita in TV. Una volta in casa, i 2 fratelli avevano distrutto sedie e mobili. In aiuto della donna era arrivato un altro vicino, un uomo di 50 anni, che i 2 fratelli avevano preso la brutta. Uno era Manlio Scopigno, detto il filosofo.
allenava il Cagliari più forte di sempre. Parlare parlava poco, agli allenamenti si appoggiava a un palo e guardava Cera che tirava al gruppo. Se pioveva, spesso la seduta saltava e tornavano tutti negli spogliatoi. Durante una trasferta in una Bologna nevosa e gelida, la rifinitura si svolse nei corridoi dell'albergo, non tutti i giocatori però, solo quelli che avrebbero dovuto correre di più. Che senso ha prendersi un'influenza, va detto. Quel Cagliari non faceva ritiri, perché è una cosa che fanno le squadre che stanno per retrocedere, e poi retrocedono lo stesso. Parlare parlava poco, ma ogni frase era una sentenza, come quella volta che un giornalista alla fine di una certa partita gli chiese se fosse rigore o no quel certo intervento. Chiedetelo al pallone, gli aveva risposto Scopini. O come quella volta ad Asiago durante un precampionato estivo, quando entrò nella stanza di Riva, grande fumatore, e ci trovò Albertosi, grande fumatore, e un altro paio di loro. Sul tavolo era apparecchiata una partita di poker e qualche bicchiere di troppo, nell'aria una spessa coltre di fumo bianco. Il filosofo, grande fumatore, si accomoda e dice: do fastidio se fumo. 5 minuti erano tutti a letto. Parlare parlava poco, tanto che Zignoli raccontò: in 2 anni ha detto a me Nicolai una sola volta mi siete piaciuti, e avevamo pure perso. Parlare parlava poco, ma il 15 dicembre del 69, nella stagione dello scudetto, aveva parlato con il guardialinee durante una trasferta a Palermo. Gli aveva suggerito, pare, di infilarsela da qualche parte la bandierina. Fu squalificato per 5 mesi. Scopigno era un grande fumatore, tanto che a carriera finita scriveva velenosi corsivi sulle pagine del Giorno con lo pseudonimo di Senza Filtro, ma aveva anche una discreta passione per il whisky. Nell'estate del 67 il Cagliari, come altre squadre europee e sudamericane, finì negli Stati Uniti a disputare il campionato americano organizzato dalla United Soccer Association col nome di Chicago Mustangs. I giocatori chiesero un aumento, il filosofo stava dalla loro parte e i rapporti con la dirigenza si incrinarono. Poi a Chicago l'ambasciata italiana diede un ricevimento, una festa ingessata e borghese. Solo con un po' di whisky si poteva arrivare sino in fondo, forse neanche con quello. Se è vero che Scopigno, che era uno che parlava poco, chiese alla padrona di casa dove fosse il bagno. Quella scherzando indicò il giardino, lui senza scherzi pisciò sopra un cespuglio. L'eco di quel getto di urina sui rami secchi arrivò sino in Sardegna. Al ritorno dall'America il filosofo fu esonerato. Tornò sulla panchina del Cagliari un anno più tardi per riprendere da dove aveva interrotto, per arrivare secondo nel 69 dietro la Fiorentina e primo nel 70 davanti a tutti. È stato il primo allenatore a portare lo scudetto nel sud, oltre a lui solo Bianchi e Bigon con i Napoli di Maradona. Parlare parlava poco Scopigno, come quella volta che c'era tutto il suo Cagliari alla domenica sportiva il 19 aprile del 70 e Lello Bersani disse: come avete visto abbiamo i campioni d'Italia. E poi rivolto a Scopigno: dunque Scopigno, di lei hanno detto lo scettico blu, l'enigmatico, il filosofo, il sornione, lo squalificato. Ma insomma, Scopigno, lei chi è? Come si può definire? Uno che c'ha sonno in questo momento. Uno era un farmacologo, ricercatore e scienziato di fama mondiale. Raccontava che dopo aver studiato per molti anni negli Stati Uniti era tornato a Cagliari e si era rivolto a un noto politico che stava alla regione. Gli aveva detto: io ho in cantiere un afrodisiaco, se mi date i soldi in un paio di mesi è pronto. Dopo qualche giorno il politico lo aveva chiamato e gli aveva detto: mi dispiace, niente finanziamenti, l'impotenza è un problema che non riguarda i salari. Uno era quello che sorridente ballava sui pattini al semaforo di Via Roma di fronte a Piazza Matteotti, non ha mai chiesto l'elemosina e a chi lo insultava rispondeva di essere di San Francisco. Uno se ne andava in giro per Gonno Sfanatica, grazie, vestito da Batman. Fermava le persone e chiedeva: avete bisogno d'aiuto? Una era quella signora bionda di circa 60 anni vestita con una giacca verde, una gonna arancione con sotto dei pantaloni azzurri pastel, una cintura bianca pesante, trucco viola, 2 paia di occhiali da vista e addosso una quantità non definita di borse da signora. La si trovava spesso sul 3P che da Piazza Giovanni XXIII porta alla spiaggia del Poetto e ritorno. Era convinta che un gruppo di anziani che facevano barchette la costringesse a portare i pantaloni per questioni di morale cattolica nonostante il caldo torrido. Per questo motivo telefonava spesso ai carabinieri denunciando l'accaduto. Una volta accusò un'anziana che svenne per il troppo caldo dentro il suddetto autobus di essere svenuta perché aveva il vizio delle marchette, così di non permettere di arrivare alla casa al mare in tempo per la cena.
Uno che abitava in un paese della provincia di Cagliari disse a un compaesano che scendeva in città di fargli la cortesia di scattargli delle fototesse perché doveva rinnovare la carta d'identità. Uno voleva essere ultras, esserlo nella mente, ma non con gli Scompuls. Lui stava su, in curva nord, con i furiosi. Quell'anno aveva cominciato a frequentarli seriamente, era andato con loro anche in trasferta e l'entusiasmo era sempre di più. Per la seconda giornata del giorno di ritorno doveva arrivare il Milan, che stava sulle balle a tutti, e lui aveva proposto di fare uno striscione apposta per quella partita, magari con lo spray, doveva essere uno striscione duro, cattivo. A mezzogiorno e un quarto era già allo stadio, con gli altri, e cantavano bastardi rossoneri, milanesi vaffanculo, solo la nebbia, avete solo la nebbia, ma lo striscione lo tenevano ancora piegato, era una specie di arma segreta. Poi verso le 2:30 sono sentiti anche quelli del Milan, si vede che hanno preso coraggio, cantavano i soliti cori razzisti contro i sardi, gridavano vi ruberemo il gregge, le cose così. Allora, quando stava per cominciare la partita, forse era appena cominciata, dalla curva nord hanno tirato fuori lo striscione milanista ebreo ti odio, c'era scritto gigantesco. I milanisti sono incazzati anche perché ha segnato subito Bisoli e per tutto il primo tempo il Cagliari era in vantaggio e quelli non sopportavano. Nel secondo tempo il Milan ha fatto 4 gol, 3 li aveva fatti Van Basten e quei merdosi avevano iniziato a gridare Serie B, Serie B. Allora era volato di tutto, verso i milanisti arrivavano pietre, cuscini, scarpe, radioline, di tutto. Loro avevano cominciato a spaccare i seggiolini e la polizia li aveva caricati. Quando era finita la partita, la polizia per proteggere i milanisti li aveva trattenuti dentro lo stadio, mentre tutta la curva nord era andata fuori a aspettarli. E quei polentoni stavano dentro con la polizia. Era quasi buio quando li avevano fatti uscire, scortati in pullman, e li hanno fatti passare da Sant'Elia e la gente tirava le cose al pullman, vasi di fiori, bottiglie, aliga, le immondizie. I tifosi del Cagliari li stavano aspettando al porto, ma la polizia non faceva avvicinare a nessuno, c'erano anche i carabinieri e scontri tutto intorno al porto. Quando la nave era partita, i milanisti schierati sul ponte avevano lanciato in aria un razzo rosso come a prendere per il culo e poi di colpo dal ponte di poppa ha lasciato cadere giù lo striscione dei furiosi che era rimasto dentro lo stadio e i milanisti lo avevano rubato e adesso era lì aperto all'incontrario sul culo della nave. Mentre la nave si allontanava poco a poco dal porto si era alzato un urlo furioso che saliva da tutta Cagliari. L'indomani al processo lunedì si era visto quello che voleva essere ultras, esserlo nella mente, che dava manate all'inferriata del porto mentre la nave con i milanisti si allontanava. Diceva lo striscione. Il giornalista aveva detto che anche Cagliari, città normalmente tranquilla, ha così conosciuto la sua domenica di ordinaria follia. Uno aveva lavorato all'Enel e quando lavorava all'Enel era delegato sindacale e dicevano che in una riunione con l'azienda, lui era lì come delegato alla CGIL, in una riunione che durava troppo, lui aveva detto che i problemi dell'Enel si risolvevano se l'Italia usciva dal patto atlantico. Ha proposto l'uscita dell'Italia dal patto atlantico, ma la proposta non era stata messa a verbale e dicevano che l'aveva fatta ma non si sapeva. Si sapeva invece che dall'Enel se n'era poi andato, se n'era andato in continente, partendo dalla nave che lasciava Cagliari, si diceva, forse lui stesso diceva di aver detto a se stesso, fuggi. Dopo 34 anni ti strappi alla terra dove hai amato, sofferto e fatto il buffone. Ogni angolo di strada testimonia una tua gioia, un dolore, una paura. In cambio sarai libero. La maschera che mi cuciranno addosso, lo straniero, l'isolano, il mendicante, mi nasconderà, occulterà il nome, sarò uomo fra uomini. Se n'era andato in continente a tradurre libri, a scrivere libri, e quando lavorava all'Enel scriveva già nei giornali. Nei libri scriveva di antiche leggende sarde, di giudici banditi, di minatori e cani a D. Era diventato un traduttore, uno scrittore sardo, dicevano in continente. Una volta era venuto in Sardegna e era morto in mare, mica scrivendo. Era morto in mare, ma in un vecchio sogno arrivava in riva, guardava il mare, si chiedeva l'ho attraverso e rispondeva no, è troppo largo. Uno diventò famoso nel 95, venne intervistato da una TV locale durante i festeggiamenti in onore di Sant'Efisio, 1 maggio, festa alla quale partecipava ogni anno. Il suo nome era Nico Bortis e queste furono le sue parole. Non è una giornata da dimenticare, perché sicuramente Sant'Efisio ci sta a fianco e ci fa bene e non male, affermava Bortis, e poi continuava. Bisogna pensarci più vicino, perché la storia di Sant'Efisio è a lungo da termine, parla della terra di un colore che noi ci teniamo abbastanza buono, il buono della sua religione, di un cavaliere che potrebbe essere cavaliere per noi,
sentiamo tutto quello che c'è all'interno, perché noi tra i sardi il sentimento è un morismo che teniamo religiosamente veramente, con grande cuore e grande momento. Poi concludeva: Sant'Efisio, mi fai emozionare, però non vogliono dire le parole che ho detto prima, non sono per del male, e che la gente sia a fianco, perché quanto più a fianco è un sentimento che ci porti tu sanamente per il lavoro e per la salute in atto. Uno incanta i cagliaritani con le sue lunghe, solitarie passeggiate per via Dante, via Paoli, giù sino in Marina, schiena dritta e testa alta, passo elegante. Quelli, devoti e in soggezione, al più gli rivolgono un sorriso. È uno che sempre è andato forte, travolgeva gli avversari e boom, una sassata mancina che poi il portiere gli doveva spiegare cosa era successo. Verso la fine degli anni 60 la Juve offre al Cagliari 1 miliardo di lire più cappello, Bettega e una scelta tra Marchetti, Gentile e Cuccureddu. E lui 3 volte tanto l'ingaggio percepito in Sardegna. Dopo ogni partita spuntava all'Odi che mi diceva: dai, telefoniamo a Boniperti. Ma intanto negli stadi d'Italia ci chiamavano banditi e pastori, io mi arrabbiavo. I banditi facevano i banditi per fame, i pastori insieme ai pescatori sono quelli che mi hanno fatto amare la Sardegna, soprattutto Martino, che mi voleva bene come un figlio e mi insegnò a mangiare il pesce con le mani, lasciando solo le lische. Venne in Sardegna ragazzino, non aveva neanche la patente. Per tornare a casa dall'Amsicora dopo gli allenamenti si aggrappava dietro il tram per non pagare il biglietto. Poi fece una doppietta a Verona, l'istruttore della scuola guida mantenne la promessa e patente fu. E lui è uno che è sempre andato forte, anche su quelle curve che amava disegnare con la sua Alfa 1006 sulla litoranea per Villa Simius. Una volta mi chiese di accompagnarlo, racconta Boninsegna. Tornati a Cagliari mi sono fatto un'assicurazione sulla vita. Poi arrivò la nazionale. 42 partite, 35 gol, 2 gambe rotte. L'unico altro suo amore, oltre a quello vero. La Sardegna mi ha dato una casa, un affetto immenso, una famiglia. Il denaro, certo, anche quello, ma l'umanità della gente, l'amore, non avevano prezzo. Avevo 23 anni, la grande Juve voleva coprirmi di soldi, io volevo lo scudetto per la mia terra e alla fine ce l'abbiamo fatta. Noi, banditi e pastori. Una saliva sull'autobus e se la prendeva con l'autista. Prima non si è fermato, bel maleducato, non si fa così. Arroghe merda, pezzo di merda. Poi alla fermata successiva scendeva, aspettava che arrivasse un altro autobus, saliva e se la prendeva con l'autista. Prima non si è fermato, bel maleducato, non si fa così. Arroghe merda. Poi alla fermata successiva scendeva, aspettava che arrivasse un altro, saliva e se la prendeva con l'autista. E così di fermata in fermata, fino al capolinea. Uno aveva scritto alla casa editrice per conoscenza al curatore del repertorio dei matti a Città di Cagliari, lamentando che le espressioni in sardo contenute nel suddetto repertorio non rispondevano ai criteri del sardo uniformato ai sensi della legge 15 dicembre del 1999 numero 482, norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 297 del 20 dicembre 1999. Gli risposero che A. si erano posti il problema, B. hanno chiesto un parere al Comitato dei Matti di Cagliari in data 11 luglio 2015. C. Il portavoce del Comitato aveva risposto che i matti, in quanto tali, non potevano essere uniformati.